Ragazzi, sta per iniziare il casino vero e proprio. Arriva la polizia! No fumetti! Ma vuoi finire, cafone? Bellissimo! Ma io ho perso un timpano! No, non ho la patente! E puoi insegnare solo, Ora ti raggiungo! Mi scuso per la qualità audio, ma avevo il microfono della cuffietta della PS4. Tra poco si riprende. Bellissimo. Grazie. Ma stasera ci sei al raduno? Sì. Non riesco a grattare, fra! Antomo, fa un video per vedere quanto manca a grattare! Porco Giuda! Ma quanto mi manca? Poco, eh? Mi sento che vado storto. Ci vuole ancora. Loro corrono come i pazzi su una ruota. Oh, piacere Davide. Piacere, Davide. Sono i carabinieri qua, a destra. Oh mamma mia, via. Ci vediamo qua. E ora ci vestiamo da Babbi Natale e siamo pronti per il raduno. Ragazzuoli, stiamo andando al raduno dei babbi in moto. Abbiamo chittato un po' la 09, noi siamo vestiti da babbi natali, però sta piovendo. Speriamo che almeno stasera ci faccia fare la parata. Che pazzi che siete! Finché Ma perché dovete camminare così vicino? Madò, che casino passa, Zondes! Basta! Ha detto di non fare casino! Portato regali. Zero! Niente proprio, niente di niente! Ti ricordi di me? Eri più piccolino, eh? Sì, mi ricordo. Ma che devi fare? La chiudo. Ma perché la devi chiudere? Che te ne un po'? Gli organizzatori devono stare con la targa chiusa. Sì, perché noi abbiamo indosso le pettorine, quindi chi vanno a prendere, chi l'ha organizzato. Secondo me lo sai dove stai sporco? Qua. Adesso faccio una burla con l'anziano signore. Così. Va bene, va bene. No, Certamente. Mi sento tipo sto tremando. Ma no, io sono più emozionato di te, tranquillo. Vabbè, ce la possiamo fare. Vai. Cosa? Come no? Volevo vedere questo video. Vai, dici qualcosa al popolo di YouTube. Ciao ragazzi, seguitelo tutti perché portano contenuti belli. Grandi. Ragazzi, sta per iniziare il casino vero e proprio. Mi avete fermato in tantissimi. Siete troppo belli. Guardali come salutano tutti quanti. E adesso andiamo a fare un po' di casino per Palermo. E vai. E i meccanici sono contenti. Ma che fai tu, sto povero? Che casino. Fatevi passare il panico, il casino, il bordello. Sì, quindi urlano loro. Fatemi mettere davanti, vi voglio bene. Guardali come se la pinnano. Oh. Adesso faccio una burla con l'anziano signore. Che burla micidiale. Questo mi impegna a fianco col suo Liberty, quest'altro mi frena davanti. Mi sta venendo questa crisi potente. Arriva la polizia! La Pula, ciao Pula. Che bello ragazzi che si raduna. C'è la Pula, ma non ti conviene. Tentazione c'è, paura, Anche qui non vi conviene, ciao caramba. Li passiamo proprio in bocca, vai, fermateci. A tutti quanti insieme ci devono fermare.
Sta bestemmiando Diego perché Marco fa solo casino. Io sto morendo con questa tosse. Grande. Per farvi capire un po' quanti ne siamo, anche qui siamo un bel po', ragazzi. Siamo 7-8 di noi. Adesso che abbiamo fatto il giro di mezza città, dobbiamo andare solo al forum a finire questo raduno tra tante impennatelle. Mamma mia, quanti ne siamo. Al ritorno, occhio perché scendono le moto. Quando esci dal ponte, attenta a sinistra. Bellissimo, bellissimo. Ma guarda là quanta gente ancora sta arrivando. E poi vale, guarda. Se vuoi un'impennata te la puoi fare a Callite. Ma mi ha urlato un ragazzo. Ha detto fermati, oh. Balordo. Io mi devo togliere questo coso di dosso. Piano! Sì! Ah, guardami caso. Mamma mia, quanti cacchio ne siamo, ragazzi! Ciao! C'ho la barba sicuramente avanti alla GoPro. Lo sapevo. Fa più bordello lui con la Zontes che io. No, non ho la patente. No? Grande. Valentino, possiamo foto? Certo. Grazie, gentilissimo. Grazie a te. Già Babbo Natale se n'è andato. Adesso c'è Valentino versione stand. Ma quanto sono preparati quei cosi? Stanno su solo di gas. All'impiedi, seduto, all'impiedi, seduto, all'impiedi, seduto, all'impiedi, seduto. Ah, così la 09 la dobbiamo controllare. Come i brasiliani. Uma vez que eu saí, deu conversinha fiada. Brasili. Bellissima la targa coperta così. Che adesso lo sto notando. Bombastic side-eye. Fare uno sparo. Ma che bello controllare la 09 così, ragazzi. Mi ricordo 2 anni fa qua impennavo ma non con questo controllo. Ad oggi con la 09 riesco veramente a fare di tutto. Vuoi i controlli, vuoi? 1 e 1 ti metto. A me no, basta da qua puoi spegnere tutto, guarda. Torna indietro. Allora ragazzi, MT10. Ok, devo lavorare un po' di più sulla frizione. Voglio alzarla in terza piano piano, ci riuscirò? Non si abbassa più la 10, ragazzi. È più lineare della 09, sta abbassando. Non si abbassa più, è un animale. Ah, ma ha le manopole riscaldate, penso, attive, perché mi sto surriscaldando le mani, sì. Attenzione, clip di moto illegalissima senza scarico rumorosissima. Se siete sensibili o avete le cuffie si prega di abbassare il volume. Non ho lo scarico, voglio un bel timpano, voglio un bel timpano. Come fa a stare
senza casco, ma io... Ma io ho perso un timpano, porca vacca! Later. Divertente, divertente! Legalizzato dallo Stato, non t'entra. Legalissimo! No, 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 dopo. Bellissimo, pure il napoletano, bellissimo! Cosa c'è? Oggi ma non potete mettere la macchina in loco però, si può parcheggiare qua. Ah, ho fatto un incidente. E puoi insegnare solo, guarda. Vieni qua e l'apri qua la scuola. Bravo! Pure qua l'apriamo! Ti piace fare le impennate? Sì. Mamma mia! È disattivato? Hai visto com'è? È un mostro sta moto senza controllo! Mamma mia, cos'è? Un missile che stava partendo! Il 5 a volo! Grande! Certamente! Mica ti ho visto oggi con false mappa. No, così impenna! No, sta impennando così! Ma quello zip vola! Quello zip vola! Bravo lui! Buonasera, Vale. Posso chiedere il mio sogno? Sali, sali! Oltre questo se mi puoi seguire su Instagram. Ah! E anche un giro di Codone. Li vuoi 5 euro? Non ti servono 5 euro? No, ti do anche 5 euro se vuoi! Sali, 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 sali! Ma devi stretto, 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 stretto! È la prima volta che prendo in una moto la sicurezza di tutto. Sì? Grande! Oh, scendi un po'. Ma vuoi finire, cafone? Mi dicono orrendo che è così forte. Si vede l'impennata ma non la potenza di quella paurosa. Questa è forte quando la alzi. Non la riesco a grattare, voglio mi sotto. Ce l'ho alta, ma non riesco a grattare. Mi metto paura, mi mancherà proprio un milli ma la freno come un gay perché mi metto paura. Trentino questa faccia la moto. Vita, sei troppo forte, ti sei cosa? Grande. Che pazzi. Ti devi mantenere, se no come fai? Già è finita la gomma, no? Non lo so, cioè, ma come ce la fa? Come si guida questa moto? Molto bene! Non hai capito però! Te ne vai? Ci vediamo domani se riusciamo a beccarci, che io sto ancora qua tutta la giornata, poi la sera parto. Vai! Sali, sali! Io comunque devo lanciare un business, ragazzi. 5 euro a giro faccio i soldi. Vai, vai! Grazie! Vai, vai, rifalla, rifalla! Papà, grazie! E di cosa? E
non l'abbiamo nemmeno alzata tanto a candela, eh? Anche se io dietro mi sento sempre cadere. Vabbè, è normalissimo, ma io la sento la tua paura, tranquillo. Portando tante persone mi rendo conto a volte proprio quando io più la alzo, più sento tu che senti il vuoto. Però io ho il mio controllo, per questo io dico di stringervi, in modo che così voi siete un'unica cosa con me. Wow, che voragine. Vai, avanti, ma la alziamo piano. Rilassati. No, c'è un kart! È un grande! No, vabbè, che grande! Qualche contenuto bello, girati. L'ho visto prima. La Yaris l'hai vista? Non ci credo. Carabinieri, che fuso. Documenti! Sono io la polizia qua! Ah, scusa! Sali, dai! Basta, dopo non lo porto a fare più a nessuno! Avete rotto il c***o! Mantieniti bene! Mantieniti bene! Non ha capito. Mantieniti bene! Grande! Sono! Vai! Saluto a YouTube Palermo, poi È grande! Ok. C'hai la frizione che... Vabbè, tu c'hai le dita piccole, giustamente. Non riesco a sprizionare che me la stringo sulle dita, capito? Ma anche io, però che frizione, non E te la devo... Ora te la regolo un po'. va bene. Stringiti. Eh sì, però essendo te potevi andare più piano. Mi scoccio di farmi tutto il giro, torno indietro di qua. Ah no, ma tu ce l'hai bassa la moto. Non possiamo saltare. Ma non lo so. No. Oh, è andata. Si alza anche in quarta, si alza. Sì. Comunque si impenna. Ah, voglia. Questo è sicuro. Ma possiamo questa, prendiamo la 09. Ma tieni stretto, bravo a me, così, bravo. Oh, mi stavano schiattando. Oh, qua slittato. Di seconda, come cazzo l'ha fatto? Vai, sali. Bello, ti mantieni proprio bene. Complimenti. Non è da poco, veramente ti mantieni bene, credi? Dai, non mi riesco a dire di no. Buonanotte. Grande. bellissimo, bravo. Mi piace troppo il soggetto. Oh, andiamo. Io devo fare benzina. Scusami, vai. Hai ragione, mi sono dimenticato, mi sono distratto e portato a farcino. E ragazzoli, abbiamo ricaricato le moto. Oh, hanno aperto il cancello, Anto. Muoviti. Stiamo ripartendo, ragazzi. Io non ce la faccio a salire per come ha messo la moto Antonio. E sarà l'ultima giornata qui a Palermo. Vediamo un po' cosa succede oggi. Quello era un ladro perché aveva il passamontagna. Ah, ma le posiamo proprio le moto. E noi dobbiamo posare ste cose. Le mettiamo a casa mia. Tanto non me la mani, voglio bene. Stiamo partendo quindi. Direzione non ho capito dove, ragazzi. Io vado dove il cuore mi porta. Tutto a posto? Dove andiamo? Al sushi. La bici tengo. Quindi stiamo andando a Monte Pellegrino, a Zio Cariddu. Dove cacchio stiamo andando? Non l'ho capito. Non lo so, Fabio. È esploso. Ah, stanno cucinando. Boom. Madonna, mi ha fatto venire di nuovo fame, anche se ci siamo uccisi di mangiare al sushi. Oh, che freddo fa qua sopra, porchetta vacchetta. Ciao, polizia.
C'ho la visiera spaccata, mi entra tutto il vento nel casco. No, è spaccata, mi entra il vento nel casco. Spettacolo, che vista! È bellissimo. Mamma mia, che bello! Guardala come stringe! Ma dove vai? Bellezza in bicicletta. Bellissimo! L'altro giorno c'era la nebbia, ma oggi è spettacolare! Anche con questo tramonto! Bello, bello, bello! Bellissimo da qua! Mamma mia, che bello! Madonna, la visiera spaccata, sto fischio perenne nelle orecchie, ha rotto il cazzo! Presente l'inizio che tutto scalza? Sì. Era tutta così. Ah, vabbè no, adesso però è fatta bene. Ogni 3 anni le rifanno questa strada. Buono, dai, almeno qua le rifanno. Tutte queste montagne, queste che abbiamo passato erano verdi, queste in Sicilia abbiamo avuto incendi, adesso sono tutte bruciate. È bruciate, queste sono bruciate, sì, si vede, ma pure qua si vede. Ma tutta la Sicilia, non solo a Palermo. Che freddo, mamma mia, che freddo! Si congela! Che bella pure illuminata così. Stavo andando lungo nella curva, porca vacca. Che cosa c'ha in bocca quel cane? Una temperatura più sana e normale, finalmente. Te sto zaccando! Si stava facendo investire da quello con 3 ruote. Ah, brutto quello, brutto, brutto, brutto! One eternity later. Grazie mille. E ragazzi, con questi biglietti ci stiamo rimbarcando per ritornare a Napoli. È finita un'altra pazza avventura in moto. Domani sarà una bella giornata importante, il 24, ho un appuntamento importantissimo per il progetto e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!